anche adagio, donna vuole danni, non più ormai, la donna i danni li subisce, dagli uomini che dicono di amarle. Un brindisi di sangue. Un brindisi. È stato un raptus di gelosia, un gesto istintivo per un uomo accecato dalla rabbia. Il killer Emilio Tolmino, autista di 56 anni, ha ucciso al culmine di una lite per motivi di gelosia. Pare non avesse accettato la separazione. Omicidio passionale, spinto dalla gelosia nei confronti della propria fidanzata, ha distrutto un'altra famiglia. Aveva deciso di interrompere la relazione. Cavalcante non aveva accettato la cosa, armato di un coltello. Collega la Sicilia sotto il segno della follia brutale che spesso parte dal movente passionale. L'atroce delitto di Licodia e Eubea non è che l'ultimo tassello di un puzzle di omicidi che partono prevalentemente dal tarlo della gelosia di fidanzati e mariti. Questa sera, per Amore Criminale, un'esperienza forte, potente. In diretta sarete protagoniste, voi donne, ma non come attrici hollywoodiane. Donne stracciate nel corpo, nell'anima, nel fisico, dagli uomini che sostengono di amarle, da quell'amore che prima vivifica e poi ti distrugge. Rosanna è la poveretta che questa sera ne subirà le conseguenze. I suoi sogni di ragazza infranta, ragazza interrotta. Trarrete voi le vostre conseguenze. L'uomo, ancora una volta, fa della sua forza una brutalità, una violenza immane. E Rosanna sarà soltanto un simbolo. Ciao Rosy! Ciao amore! Amore, quanto ti ho aspettato! Madonna, tuo marito dove sei? Sì, sto cornuto! Sì, ma veramente un cornuto tuo marito. Ma io non lo amo più, io ho sempre amato te, ho sempre amato Sta te. bello ieri sera, eh? Bellissimo! Madonna! Mamma che felice che sono di veramente, cioè... Ascolta, Brinda! bevo anche Camilla qua. Non arriva più il Mario, non arriva più il Mario. Quel cornuto veramente. Ma dove si deve lavorare sui tetti? Ma davvero? È sotto il sole. Io ti porto a casa. Cara. Dammi un tiro anche a me. Ascolta, ma mi gioco più moi, basta, mi sono stufo di niente. Rosanna! No, io caro, no, scusa, spari io caro, io caro, io con lui, su lì, io caro. Un uomo brutale, Leo, abituato tutto il giorno sui tetti, abbronzati tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze. Leo, in verità Lea di Leo. Un uomo che sta facendo un percorso, un trans omofobo, veneto. Una potente aggressività inespressa che esprimerà solo dove? Sulla sua donna, una donna fragile. Morirà anche lei un 5 agosto come un indimenticabile Marilyn. Eccoci al tragico epilogo, maturato nello squallido mondo delle trattorie trevigiane. Come va, Dio caro? Come va? Io ti metto per culo di camino. Mi metto per culo di camino.